Nessuna autorizzazione è stata chiesta all'amministrazione comunale per l'utilizzo del Sagrato del Duomo e sappiamo che, essendo suolo pubblico, nel momento in cui si dovessero realizzare e tenersi degli eventi con partecipazione pubblica serve una concessione e naturalmente non l'abbiamo concessa, non avendo nessuno richiesto lo spazio del Sagrato del Duomo. Nessuna richiesta ufficiale in comune, solamente questi volantini che attraverso un tam tam sui social sono arrivati anche all'attenzione del sindaco di Castelfranco Marcon, venuto a conoscenza informalmente del momento di preghiera che dovrebbe svolgersi stasera sul Sagrato del Duomo Castellano. Un evento nazionale spontaneo, si legge nella locandina, di cui però non si conosce l'organizzatore. Solo un motto in latino che riconduce ad un blog che affronta temi religiosi ma non solo, nel quale si parla di eventi di preghiera simili a quello in programma a Castelfranco per rivendicare la libertà schiacciata da quella che viene definita nel blog una dittatura che avanza a colpi di decreti. Una serata di preghiera di cui anche i parroci castellani sono all'oscuro. Ho parlato con Don Dionisio e con i responsabili delle parrocchie di Castelfranco Veneto, i quali non sanno nulla, e sulla scorta di questo presunto essere legato ai Novax, chiamiamoli così, le parrocchie mi tengono a precisare che loro non hanno nulla a che vedere con questo tipo di manifestazioni e tantomeno vogliono essere strumentalizzati politicamente su una questione che a loro non interessa. Anzi, precisano che le chiese di Castelfranco Veneto assumono una posizione responsabile e consapevole rispetto alla campagna dei vaccini ed essere pro scienza. Nemmeno carabinieri o questure, avvertiti dell'evento dal sindaco Marcon, hanno ricevuto comunicazioni ufficiali. Potrebbe succedere che se viene annoverato a evento pubblico e non autorizzato, chiedere lo smobilizzo, potrebbe essere sanzionati. Adesso ci stiamo confrontando con le forze dell'ordine